Sì. Siamo tornati in studio, seconda parte di 7 in punto, come vi annunciavo un altro sindaco di Pianura, perché qui con noi abbiamo Marco Serena, sindaco di Villorba, un comune della Marca Trevigiana, ma un comune che ha una sua importanza geografica. Come si inserisce, per chi non lo sapesse, all'interno della provincia di Treviso, Villorba? Treviso è un comune con termine di città capoluogo, siamo posizionati immediatamente a nord, abbiamo quella che era la più grande zona industriale della provincia di Treviso nel nostro territorio, 30 km quadrati circa, un tessuto sociale che nel giro di 5 anni è passato da una realtà ricca, florida, benestante, a una situazione che invece è vittima della crisi come buona parte del paese. Quella è un'area, quella del vostro comune, dove ricordo una legge Tremonti favorì la costruzione di tanti capannoni. Troppi o davvero c'era un tessuto così vivo? Quella poi è l'area del contoterzismo, no? Sì. Della subfornitura, allora, che faceva capo ad un marchio storico famoso. Sì. È stato un bene, è stato un male? Come ha segnato la vita di quell'area? Perché insomma Villorba è l'uscita dell'autostrada, ma l'ha detto lei, era anche un polo industriale e produttivo non soltanto della Marca ma del Veneto. Certamente. Allora, Villorba, l'analisi va fatta con un minimo di onestà intellettuale. La cosiddetta zona industriale nasce negli anni 60, l'allora sindaco democristiano, un avvocato, ha avuto una intuizione e ha cominciato a far insediare, in verità purtroppo in ordine un po' sparso, ma in un quadrante, tutta una serie di attività produttive che si sono nel giro di 15-20 anni insediate massivamente. Quindi immediatamente il territorio ha conosciuto ricchezza, le persone lavoravano, avevano un reddito e hanno cominciato a costruirsi la loro casa, magari a farsi poi un piccolo garage dove c'era il laboratorio. insediare il laboratorio di confezione. Certamente questa è la storia di buona parte del Veneto, ma a Villorba proprio c'è un microclima perfetto per raccontare gli anni 70-80. Che poi negli anni 90 questa realtà è esplosa e sono iniziate le proteste, se non ricordo male. Esattamente, negli anni 90 questa realtà è esplosa e ci si è cominciati anche a interrogare se questo tipo di sviluppo avesse effettivamente portato ricchezza o meno, al di là della certa occupazione e sotto un certo punto di vista devastazione del territorio. Tra l'altro oggi giustamente evidenziamo il lavoro irregolare che viene realizzato nei laboratori cinesi, per lo più cinesi, di alcune aree, però io ricordo dei servizi, queste persone che lavoravano in subfornitura, lavoravano con partita IVA eccetera eccetera, ma c'erano dei contorni molto grigi. Sì, ma sicuramente. Questo però ha effettivamente portato una ricchezza sul territorio, ricchezza che oggi è scomparsa, perché se tra la fine degli anni 90 e il primo quinquennio del 2000 l'economia era ripartita, i laboratori si erano in qualche modo riconvertiti in altro tipo di attività produttiva, oggi dove il mercato italiano è fermo, congelato, queste aziende non sono riuscite a strutturarsi per avere rapporti con l'estero perché sono troppo piccole, perché è mancato quel salto culturale che consentisse di ragionare anche in un'ottica più globalizzata. Ecco che i capannoni sono vuoti per buona parte. Come si è riconvertita la popolazione professionalmente? La popolazione si è riconvertita per lo più erogando servizi. Quindi molti figli di piccoli imprenditori sono diventati liberi professionisti, tanti sono andati a lavorare in aziende più strutturate, altri ancora magari lavorano in società di consulenza anche importanti a livello internazionale. E i capannoni vuoti li avete lì? Potete abbatterli? I capannoni vuoti sono lì purtroppo e abbiamo cercato di mettere in piedi diverse strategie in qualche modo per consentire il riuso.
quindi abbiamo tenuto la tassazione ai limiti minimi di legge, abbiamo cercato di agevolare la riconversione, la ristrutturazione, ma il problema in un momento come questo è che non c'è domanda. Si è cementificato troppo negli anni alla luce di questo boom, anche se è occupato troppo terreno e sono state magari date troppe concessioni edilizie che... Questo ragionamento va sempre fatto contestualizzando la domanda e l'offerta. Se per 30 anni questi, per 40 anni questi capannoni sono stati occupati, una ragione di esistere l'hanno avuta. Era in sintonia con il bene del territorio e del comune. È sciocco dire di no. Poi oggi, vederli vuoti, certo si dice il territorio è stato brutalizzato. Ma assolutamente si potrebbero abbattere oggi? Ecco, oggi c'è questa proposta che abbiamo già avanzato per non lasciare le proposte come semplici idee, ma concretizzandole abbiamo anche costituito un fondo di 100.000 euro per aiutare e incentivare l'abbattimento dei capannoni. Devo dire la verità, è una proposta recente perché l'abbiamo approvata col bilancio del 2015, quindi il 29 di dicembre del 2014. Al momento sono venuti 2 soggetti a assumere delle informazioni, per il momento nulla più. Non lo so, è anche una sfida e anche una provocazione questa, perché da una parte non si può piangere perché si pagano comunque delle tasse su degli immobili inutilizzati, però non si fa nulla per e dall'altro non si fa neanche nulla per eliminarli o per comunque rimetterli nel mercato, magari a canoni agevolati o adeguandoli e rendendoli pronti all'uso. Il comune di Villorba ha una giunta monocolore, Lega Nord, sì, che è abbastanza a vessillo in questi giorni proprio, ma non si è mai smesso di parlare della tematica della sicurezza nei vari comuni. Proprio a proposito della presenza di questi capannoni disabitati, possono essere un ricettacolo di sbandati? So che lei, insomma, con il suo comune è sempre stato in prima linea nel presidio del territorio, in linea adesso anche con quello che dice il prefetto di Treviso che ha, come fa già il Presidente del Veneto, invocato il ritorno dell'esercito nelle strade. Quindi a che punto è per Villorba questo tema e cosa state facendo? Allora, il lavoro è iniziato ormai 13 anni fa e il merito va riconosciuto anche a chi c'è stato prima di me. Abbiamo messo in piedi tutto un sistema di controllo che passa attraverso gli uffici comunali, la polizia locale e la collaborazione con le forze dell'ordine, che ormai è diventato un automatismo. Quindi ad ogni insediamento di nuova azienda c'è tutto un protocollo che viene seguito dagli uffici, ogni richiesta di residenza c'è tutto un protocollo che viene seguito. Questo per carità provoca anche delle critiche magari da parte dei cittadini residenti italiani che si vedono controllati esattamente come chi cittadino italiano non è. Però d'altra parte se si vuole controllare il territorio queste regole devono essere rigide e valere per tutti. Hanno mai fatto emergere stravaganti individui che avete in qualche modo allontanato? Avete avuto la percezione di anomalie? Ma guardi che questa serie di controlli sono quelli che poi danno credibilità alle amministrazioni. Dunque io sono sindaco da 4 anni e ho avuto per 6 volte segnalazioni di presenze sospette da quei soggetti che oggi sono attenzionati dall'opinione pubblica internazionale come quelli pericolosi. Cioè è la stessa comunità islamica, musulmana, che è venuta dal sindaco a denunciare dei soggetti presenti sul territorio che sembravano... Prego? Dei foreign fighters, una lista dei foreign fighter o simpatizzanti? Sì, simpatizzanti, comunque soggetti che non lavoravano e che manifestavano un tenore di vita incompatibile con la loro situazione di disoccupati. Ma questo proprio perché c'è una credibilità da parte dell'amministrazione nei soggetti che il territorio lo vivono. Non parliamo delle segnalazioni che arrivano quasi quotidianamente dei cittadini residenti, delle famiglie più autoctone del comune, ma si è messo insieme tutto questo sistema. Poi le forze Quindi c'è un presidio? Un presidio assoluto. Quindi non rubano a Villorba? Non è vero, purtroppo i furti succedono.
No, rapine, a parte veramente un pensiero va a questo povero disgraziato di tabaccaio che ha subito 3 rapine nel giro degli ultimi 2 mesi, ma credo che ci sia qualcosa che va al di là del semplice episodio. Sì, deve esserci qualcosa, non è possibile di mira da 3 volte in 2 mesi, anche poi rapine è veramente una botteghetta, quindi... Sì, non si capisce perché sì, continuino esatto, ad andare lì. Violenze veramente che hanno portato poco frutto. Però purtroppo questa realtà c'è. Purtroppo furti negli appartamenti e nelle abitazioni ce ne sono parecchi, soprattutto ormai abbiamo visto quando si verifica il fenomeno si verifica soprattutto da ottobre fino a Natale. I primi mesi dell'inverno all'imbrunire, quindi dalle 17 alle 17:30 fino alle 20, 20:30. Quello è il periodo più pericoloso dell'anno. Cosa abbiamo fatto per contrastarlo? Oltre alla collaborazione... Il Comune di Villorba lavora anche in sinergia con gli altri comuni, no? Sì, ma oltre alla collaborazione appunto con le forze dell'ordine, con una collaborazione a livello anche sovracomunale della polizia locale, ci sono, devo dire la verità, anche un nutrito gruppetto di cittadini che amano passeggiare la sera in gruppo e controllano le loro frazioni. Ma è una ronda? Non chiamiamole ronde, smettiamola di passare messaggi sbagliati che poi vengono sempre interpretati in maniera sono strumentale. Cittadini che fanno quello che dovremmo fare tutti noi, bravissima, perché ciascuno guardare al di là della propria orticello. Andando a casa dovrebbe controllare o ascoltare l'allarme del vicino, e devo dire che insomma dove abito io questo succede. Il cane che abbaia, le luci che si accendono in maniera strana, le macchine che non si conoscono, le automobili che non si conoscono, che magari sostano. Mandarsi magari un SMS e dire ci siete, cosa fai, suonare il campanello, accendere le luci, girare con la macchina se si vedono dei tipi sospetti 2 o 3 volte e magari allertare le forze dell'ordine, insomma non fare come le scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, no? Esattamente. Senta, altre questioni che caratterizzano il suo comune sono ad esempio l'impegno che voi avete riservato alle persone detenute. Beh, qua, ecco, anche qui, tutto merito, no, tutto merito per carità, gran parte del merito va dato alla mia vicecomandante della polizia locale. Entrambi siamo laureati in giurisprudenza, entrambi, insomma, volevamo... Penalisti? Vabbè, ci occupiamo anche di questo, insomma, però entrambi abbiamo voluto dare un senso a quello che abbiamo studiato nei sacri testi universitari, e quindi se la pena ha una funzione rieducativa, mettiamolo in pratica. Abbiamo fatto un accordo col carcere di Treviso, col direttore che si è anche assunto delle responsabilità e gli va riconosciuto il merito, e noi abbiamo in questo momento 3 carcerati che mentre scontano la pena detentiva vengono a lavorare in comune. Cosa fanno? Bravissima. Sono in questo momento, la convenzione è per 4, uno si è comportato malamente e è stato rispedito in carcere. Che cosa faceva? Questo faceva piccole manutenzioni e comportarsi malamente che cosa ha fatto? Non ha rispettato gli orari. È un detenuto. Deve essere... Sì, non ha commesso ulteriori reati. No, perché è importante anche spiegare. No, semplicemente non ha rispettato gli orari, ma per far capire a tutta la popolazione carceraria che volesse accedere a questo beneficio... Che era un impegno serio. Esatto, di fatto non aver rispettato gli orari, abbiamo scritto al direttore, il direttore se l'è ripreso, punto e come basta. Vengono selezionate queste persone? Perché uno pensa sono pericolosi. Che tipo attraverso un lavoro congiunto con il carcere, gli psicologi interni al carcere e appunto la polizia locale. Altri 2 continuano a fare manutenzione del verde, uno invece sta lavorando in anagrafe. Questo signore ha delle competenze specifiche in materia informatica e le abbiamo sfruttate. È in carcere per un reato non violento, per carità, comunque che ha comportato una pena sufficientemente grave da restare in carcere anche in Italia. Questo signore è rinato. Quindi c'è una possibilità di recupero? Assolutamente sì. Guarda, io quest'uomo lo porto sempre come esempio, perché lui arriva la mattina perfettamente in orario, svolge la propria funzione, il compito che è stato assegnato con massima serietà e diligenza. Quando la pausa pranzo ha la moglie tutti i giorni che lo viene a prendere, vanno al bar a fianco al municipio, pranzano insieme col buono pasto, dopo spiego qual è il trattamento che riserviamo a questi signori, rientra, finisce il servizio, la moglie lo viene a riprendere e lo accompagna in carcere.
e il signore dorme in carcere. La mattina dopo il signore prende l'autobus e viene a Villorba, questo eccetera. è un caso perché uno dice d'accordo, chi si ravvede perché magari quando ha commesso un reato lo ha commesso, magari non era la sua indole, invece c'è chi per quanto anche con delle occasioni o delle opportunità di rinascita poi finisce sempre per delinquere perché quasi è l'unica professione che conosce. Volevo capire dalla sua esperienza che cosa si può dire. Allora, le statistiche in materia parlano chiaro. Se si dà la possibilità a un detenuto di lavorare, di imparare un mestiere, difficilmente cade nella commissione dei reati, quindi difficilmente diventa recidivo. I soggetti che invece non accedono a queste forme, chiamiamole premiali, hanno una possibilità percentuale di ricadere nella commissione dei reati decisamente più elevata. Cosa facciamo noi con questi detenuti? Perché è scoppiata una polemica col sindaco di Roma in occasione di una trasmissione di report, insomma trasmissione RAI che conosciamo. Esattamente. Non so se è sempre con il carroccio, no, non solo con il carroccio. Insomma, il sindaco di Roma allora aveva sostenuto l'impossibilità di far lavorare i detenuti, in realtà ha preso un granchio colossale, poi sosteneva che dovessero essere pagati, non è vero, cioè da noi i detenuti non vengono pagati, quello che il comune garantisce è il buono pasto, l'abbonamento dell'autobus per recarsi dal carcere alla sede municipale e un'assicurazione nel caso in cui si facessero male eseguendo il loro lavoro, la mansione. Basta. Come si fa a fidarsi? Cosa hanno un braccialetto oppure che dal carcere al comune non potrebbero poi diventare latitanti ovviamente? Potrebbero fuggire, però è questa la scommessa. È mai capitato no? No. Beh, è una scommessa interessante. È una scommessa perché è un lavoro fatto, poi per carità gli si fa anche capire che la polizia locale gli sta col fiato sul collo. Qualcuno potrebbe dire, anziché impegnare i detenuti, perché non diamo un'occupazione a chi è disoccupato? Facciamo anche questo. Facciamo anche questo, perché fatta la legge si trova l'inganno, i voucher lavoro sono diventati uno strumento fondamentale. Villorba sostanzialmente... Quindi utilizzate i voucher, perché... Certo. È uno strumento che a mio avviso è molto utile ma poco impiegato, ha questa sensazione, cioè, a parte per la vendemmia a settembre, molti comuni, ma anche molte persone private, non so se vogliono avere un servizio, non fanno ricorso al voucher che invece potrebbe essere uno strumento idoneo, no? Allora, il voucher è assolutamente uno strumento idoneo, incide sulla spesa del personale per cui non tutti i comuni riescono ad accedervi, mentre Villorba insomma, ha fatto una politica un po' particolare sulla spesa del personale, per cui abbiamo una buona quota che possiamo sfruttare. In buona sostanza noi contributi a fondo perduto non ne diamo quasi più, per carità ci sono quei casi sociali a cui il comune deve far fronte, però la richiesta del pagami la bolletta, aiutami a pagare le spese per il figlio eccetera, non c'è più il contributino a fondo perduto, se la bolletta è di 100 euro servono, lavori 100 euro. Lavori per 100 euro, sono 7,50 euro all'ora, si fa il conteggio, il signore parte, cioè signore o signora parte, esce dal comune, svolge il compito. Riuscite a trovare un'attività adeguata a queste persone in difficoltà? Un comune da 30 km quadrati è abbastanza grande, poi abbiamo più di 30 km di piste ciclabili da curare, vi assicuro che da fare ce n'è. È grande Villorba? Abbastanza, sì, non è tra i più grandi, ma certo, insomma è abbastanza vasto. Ha una sua estensione. Sì. Però avete un problema, mi pare, che è quello degli ecofurbetti con rifiuti. Allora, qui va aperta una parentesi, insomma, ci va dedicato un po' di tempo. Da quando Treviso, il capoluogo, è entrato nel sistema di raccolta differenziata spinta del Consorzio Priula, insomma della Contarina, che ci porta a livelli di eccellenza nazionali e a essere esempio anche per alcuni paesi, esatto, i comuni cicloni, eccetera. Posso fermarla perché questo tema necessita di approfondimento, ma io devo dare spazio alla pubblicità. Torniamo in studio tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio con noi il sindaco di Villorba, comune della Marca Trevigiana, Marco Serena. Questione rifiuti, una
Una nota un po' dolente per Villorba, per colpa del capoluogo. No. Allora, diciamo che il fenomeno dell'abbandono si è purtroppo intensificato da quando il comune capoluogo è entrato, appunto, come si stava introducendo, nel sistema della differenziata spinta. In verità non posso dare la colpa ai cittadini trevigiani, perché purtroppo anche molti residenti a Villorba, nei comuni contermini, abbandonano i loro rifiuti nei fossati, nei prati, nei campi di Villorba o anche lungo le vie. Non c'è un servizio di recupero dei... Sì, c'è, ma adesso le spiego. Perché? Perché a Treviso c'era il cassonetti differenziato e quindi riuscivano a buttarla dentro. Ecco. Allora, purtroppo questo fenomeno c'è, è una piaga. Ma l'ecocentro? L'ecocentro c'è, ma la gente preferisce buttare per terra i sacchetti di spazzatura. Allora, adesso abbiamo messo in piedi un meccanismo di controllo incrociato, quindi mi va anche bene parlarne qui, che così magari qualche cittadino capisce a cosa sta andando incontro. Il ferro da stiro va portato all'ecocentro, c'è un servizio, un numero verde, se è il frigorifero basta metterlo almeno nel comune dove abito io fuori. Da noi bisogna metterlo dentro l'ecocentro, però insomma gli orari sono abbastanza elastici. Sì, però se è una cosa abbastanza voluminosa vengono anche a prenderla. Se serve, sì. Programmando, si chiama, si prenota il servizio, in strada, vengono a prenderlo. Il giorno che passano alle 7 del mattino. Esattamente. Appunto, Allora stiamo incrociando 3 banche dati. Quelle comunali, quelle del Consorzio Priula, che ha tutti i civici con un sistema che si chiama Sistema Informativo Territoriale, che sa in ogni abitazione quante persone abitano, e con le banche dati di chi cura lo svuotamento, cioè di Contarina. Mettendo insieme queste 3 banche dati viene fuori chi abita in un immobile senza aver ritirato i bidoni. E è evidente che la spazzatura la abbandona. Villorba, la raccolta differenziata, spieghiamo. È una raccolta differenziata a spinta, per cui... Non cassonetti? No, non ci sono cassonetti, ogni nucleo abitativo ha i propri bidoncini per l'umido, per la carta e per il secco, per la carta, per il secco e per la plastica. L'umido, l'umido e l'organico. Per la plastica si paga la tariffa sul secco. Il resto sostanzialmente non paga, entra in un forfettario, no? Bene, è evidente che se abitano delle persone in un immobile e non hanno ritirato i cassonetti, non possono che abbandonare i rifiuti. È altresì evidente che se... trasportano, non lo so, non si sa dove. È altresì evidente che se in un immobile abitano 4 persone e scaricano troppo poco secco rispetto ai consumi medi, probabilmente non sono così diligenti. Voi trovate questi rifiuti nei campi? Nei campi, a bordo strada, lungo le piste ciclabili. Poi ci sono dei fenomeni singolari, ci sono... E siamo nel nord-est? Sì, ci sono... Poi ci meravigliamo di situazioni sotto il Po? Ma vede, allora qua sarebbe da scriverci un libro, è interessante, lo do uno spunto, magari intervistare qualche ecovigile. C'è tutto un sistema, una patologia attorno a queste persone che abbandonano i rifiuti. Perché ci può dare qualche anticipazione? Perché magari... L'abbandono classico è quello del passaggio in auto e lancio del sacchetto all'incrocio. Questo è proprio quello classico, il più banale. Poi dicono dei napoletani. Bravissima. Però poi ci sono anche casi limite, quindi magari il vecchietto che va a fare la passeggiata col suo cagnolino e mentre cammina ogni cestino dell'immondizia lascia qualcosa. Ma questa situazione c'era anche quando c'erano prima della raccolta differenziata a spinta? No, perché trovavano il cassonetto alle porte di Villorba, cioè a confine con Treviso. Dove buttavano dentro tutto. E quelli erano i cassonetti che avevano adesso maggiore... Adesso Treviso ha la stessa tipologia vostra, non sanno dove buttarla. E perché, scusi, non hanno i 5 bidoni? Perché vivono in appartamento, non hanno un terrazzo? Perché non... probabilmente per una scelta, proprio per una scelta. E voi come fate a scovare questi... Incrociando le 3 banche date. Quanti li avete scovati? Qualcuno. Non tutti. Qualcuno. Anziani, cioè la tipologia, se la tipologia è la più varia, è vero che ci sono tanti stranieri, proporzionalmente probabilmente è la quota maggiore, però ci sono anche proprio soggetti residenti che per scelta non cioè prendono i 5 cassonetti in casa non li vogliono?
Ma anche chi ha un'abitazione, magari una bifamiliare, la villetta, non li prende. E preferisce gettare la monnezza, per dirla alla romana maniera, dove capita. Esattamente. Che cosa comporta a livello di inquinamento, ma anche di gestione del territorio, questo abbandono sconsiderato dei rifiuti, e avete pensato di ripristinare i cassonetti? No, dalla raccolta differenziata spinta non si torna più indietro. Questo è il presente e sarà anche il futuro. Cosa comporta l'abbandono? Costi per la collettività, perché il recupero del rifiuto comunque comporta dei servizi speciali che rappresentano dei costi, che quindi vanno a riversarsi nuovamente sulla tariffa, e l'incivile sostanzialmente fa pagare di più la tariffa a chi invece è civile. Per cui l'appello ai cittadini, che continuo a fare sistematicamente, è: denunciate. Quando vedete qualcuno, segnalatelo. Non dobbiamo... Il civile subisce una sanzione? Certo, c'è una sanzione, ma quello che ci interessa non è tanto la sanzione, i 100, i 200 euro o i 500 euro del momento. La sanzione magari è un deterrente. La sanzione è solo un deterrente, cioè, ci interessa spiegare perché è sbagliato e far capire che fare la raccolta differenziata... Mi sembra paliziano che sia sbagliato prendere ma evidentemente se prendono e lo buttano, magari quello che lo butta dalla macchina, d'accordo, ma... Chi invece fa questo tipo di... Nei vari cestini butta giù qualcosa finché ha svuotato la sua produzione giornaliera. Poi alla fine è un lavoro molto più impegnativo che avere i 5 bidoncini, che poi questa raccolta differenziata spinta, perché molti che si sono lamentati dicono perché l'umido passa una volta a settimana. Non è vero. Ecco, quali sono le cadenze? Perché... l'umido passano 3 volte a settimana a ritirarlo, la plastica 2... e il secco una volta a settimana, ma il secco, una famiglia di 4 persone, brava, oculata, attenta, con 2, massimo 3 svuotamenti del bidone, quello un po' più grande, risolve la questione. Mi permette di accantonare per un attimo la realtà composita del suo comune, di fare delle domande al politico Marco Serena, leghista di lungo corso, con una storia anche indipendente all'interno del Carroccio. Che cosa sta succedendo? Visto che appunto manca pochissimo, sabato ci sarà un primo congresso regionale, il segretario regionale se ne va, si presenta da solo, si allea con il nuovo centrodestra, avrete 2 candidati alla presidenza della regione. Cosa sta succedendo? Allora, state facendo come il PD? No, del PD prima delle elezioni di Mattarella? La prego di non fare confusione. Allora, il PD si è ricompattato con Mattarella. Sì, allora noi il problema non ce l'abbiamo, nel senso che il nostro candidato è il governatore Zaia. Insomma, anche di Tosi? Anche Tosi l'ha sempre detto, che Zaia non si tocca e che Zaia ha fatto bene. E Salvini, che dovrebbe stare anni a Milano? Ma in questo momento noi abbiamo un dualismo in Veneto che non voglio chiamare problema, perché in realtà è la più forte ricchezza che abbiamo. Cioè abbiamo due fuori classe. Democrazia, questa è la risposta che ci sciorinate ogni volta che noi facciamo questa domanda. Ma non è una risposta per sviare il problema, cioè veramente abbiamo 2 fuori classe. Abbiamo il segretario nazionale che, oltre ad essere un amministratore amato, perché basta andare a Verona per sentire cosa pensano i veronesi di Tosi, e Zaia, che è comunque il governatore che ancora continua a avere un gradimento eccellente nei sondaggi, che si trovano a amministrare nello stesso territorio e che non possono... 2 galli nello stesso pollame? No, e che non possono gestire in maniera autonoma loro due, perché loro due la sintesi l'hanno sempre trovata. Salvini Diciamo che ci sono tutta una serie di... È sempre colpa di un Matteo, vede? No, è colpa. Divisione diciamo o fusione? Il Veneto ha sempre avuto delle particolarità e delle peculiarità. Non è colpa mia se si chiamano Matteo entrambi. Il Veneto ha sempre avuto delle peculiarità e delle particolarità proprio... venete, non c'è niente da dire. 15 secondi per sintetizzare, perché il regista mi segnala che abbiamo finito il tempo, Quindi io credo che il nostro segretario federale Salvini dovrebbe in questo momento fermarsi un attimo e ascoltare veramente cosa vogliono lo Zaia e il Tosi. E quando loro due hanno trovato la quadra, fermarsi e dire il Veneto è vostro. Bene, questa missiva la mandiamo subito in via Bellerio da parte di Marco Serena. Io lo ringrazio il sindaco di Villorba per essere stato con noi questa mattina, ringrazio voi per averci seguito durante la giornata, le edizioni del TG. State in punto, torna lunedì mattina, grazie.